Stranezze di popoli. Sì, è poco! Vai con la trasmissione! È poco! Sì, grazie, c'è mia sorella in sala, grazie. Dunque, per la serie I popoli e le nazioni e i popoli, parleremo dei popoli, è logico. Dunque, dopo aver fatto una trasmissione sull'America e averne detto sugli americani con la trasmissione, vi ricordate, te la do io l'America, volevo fare una trasmissione in Unione Sovietica. Invece di te la do io l'America, a momenti facevo ce l'ha da lei la Russia. Perché, state comodi, perché la Russia mi ha sempre interessato, perché abbiamo degli strani concetti qua in Italia, no? Sai che tanti sono convinti che in Russia c'è un televisore per palazzo. C'è un televisore, tutti che vanno dal portinavi della televisione. Non è vero niente. Ci sono alberghi, cliniche, grattacieli. Ogni camera d'albergo ha la sua televisorina, ha il suo televisore. E non è che tu guardi il televisore, è il televisore che ti guarda. È diverso. Però ci sono trasmissioni, ho visto io una trasmissione russa, era un tipo di tribuna politica, senza moderatore. Non c'era Iader Jacobelli. Perché? Che cosa modera a fare? Sono tutti d'accordo, erano tutti d'accordo. Poi ci sono delle stranezze, certo che non è mica tutto. Ci sono delle stranezze, ad esempio in Russia c'è una polizia perfetta, l'amore per esempio, il libero amore, esiste il libero amore, solo che non ti puoi baciare per la strada, perché ti denunciano, non puoi baciare. Allora ti puoi baciare solo nelle stazioni e all'aeroporto. Allora vedi dei ragazzini che per baciarsi vanno alla stazione e fanno finta di partire. E ci sono persone che sono partite davvero, ma cosa fai? Vieni qua. Il fidanzato baciava una rotaia. Cose da fare. Vi dicevo, c'è un'estrema pulizia, infatti, questo documentatevi, chiedetelo perché sono cose vere. In Russia se hai la macchina sporca ti danno la multa. Cioè se hai la macchina sporca non c'hai quello come da noi che viene lì e ti scrive porco lavala. Dopo 3 volte ti sequestrano la macchina se è sporca perché per appropriazione indebita di polvere dello Stato. Poi c'è anche un senso degli humor. C'è un senso degli humor fatto dagli stessi russi. Io ho parlato con un russo a Odessa, mi diceva delle cose sui russi simpaticissime. Mi ha detto che ad esempio Adamo ed Eva erano russi. E lui diceva dai, non raccontarmi delle storie russi, come fai a dire? Erano russi Adamo ed Eva, mi ha detto. Perché erano nudi, mangiavano una mela in 2 e li avevano convinti che erano in un paradiso terrestre. Adesso voglio farvi vedere delle fotografie che ho preso qua e là per farvi vedere, sottolineare un certo mondo russo. Togliamo la testa del titolare, qui vedete 2 militari russi. C'è stato un episodio vero a Mosca che un militare aveva offeso e dato del cretino a tutti i generali russi. Ha preso 11 anni di Siberia. 1 anno perché aveva offeso un pubblico ufficiale, gli altri 10 perché aveva svelato un segreto militare. Vai avanti con l'altra fotografia. Questo qua, Kbak, vedete, è un bar tipico russo. Lì c'è della birra, c'è un bar, no? Tu vai lì, cosa bevi? Della birra e te la danno con la manichetta, chi prendono. E hanno delle macchinette tipo americane a Mosca. Sai quelle che metti il rublo e scegli? Solo che non hanno ancora inventato i bicchieri di plastica. C'è un bicchiere di vetro e te lo devi andare a lavare. Cioè hanno l'apparato e poi non hanno la cosa più elementare. È come avere una Rolls Royce a pedali. Cioè, questo è interessante perché è un dissidente che sta aspettando il passaporto. Vai avanti con l'altra diapositiva. Ci sono queste cose che io sono flash che voglio farvi vedere. Ecco, questo bellissimo. Vedete nel cartello, se ci avviciniamo un po', c'è scritto cacca. C'è scritto cacca, è l'ingresso di un teatro. Cioè non è che facciano spettacoli tipo i nostri lì. Cacca significa cassa. Infatti tu vai alla cassa, dai 2 cacchettine e entri tranquillamente a vedere lo spettacolo. Il massimo dei russi
E il massimo dei russi, sapete cos'è? Il jeans. Come vedono un jeans, il jeans, vorrebbero... Guardate come una russa prende il sole sul ponte di una nave. Se avvolta in jeans ha detto voglio la bronzatura blu, tutto il corpo blu, che ci faccia 2 tasche e una zip e diventa un jeans umano. Poi vediamo, eccolo, questa è una delle 4 pattumiere esistenti a Mosca. Sono 4 perché non hanno spazzatura, cosa buttano via i russi? Niente. Ciao a tutti, grazie. Vediamo la massima della bocca della verità. La massima di questa puntata è chi non lavora mangia meglio e anche il dolce. Gianni Agnelli. Grazie a tutti, ciao a tutti. Sì.